Spendere di più significa veramente spendere meno? In questo video ti spiego perché quando si parla di denti non è effettivamente così. Ti mostrerò casi concreti di pazienti arrivati da me dopo aver tentato la strada del risparmio estremo e ti farò vedere con numeri alla mano perché quello che sembrava un affare si è trasformato in un disastro economico. Negli ultimi anni ho visto centinaia di pazienti che avevano scelto la soluzione più economica per i loro problemi dentali. Credevano di aver fatto un affare, di aver risparmiato migliaia di euro e invece si sono ritrovati a spendere il doppio o il triplo di quello che avrebbero speso rivolgendosi direttamente a noi e prendendo in considerazione la riabilitazione completa della bocca, guardando alla foresta e non al singolo albero. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male. E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palmas e negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema bocca bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero? Iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Ovviamente lo stesso risultato l'avrebbero ottenuto anche rivolgendosi a altri dentisti seri, sia nel proprio paese che all'estero. Non voglio generalizzare. Quello che voglio farti capire è solo il falso vantaggio venduto dalle cliniche low cost. Quando parliamo di salute, purtroppo low cost vuol dire necessariamente che il prezzo più alto lo stiamo pagando noi al posto del portafoglio. Ma ne vale veramente la pena? Oggi ti racconto due storie, due casi clinici che dimostrano matematicamente come il falso risparmio diventi una trappola economica e sia fonte di danni per la salute personale. Ti farò vedere le radiografie, i preventivi, i conti precisi e cercheremo insieme di capire quanto avrebbero risparmiato questi pazienti senza aver buttato soldi in soluzioni low cost all'inizio del loro percorso. Partiamo col caso di Marco, che ha trovato un'offerta da 4.000 euro e si è lasciato tentare. Marco è un imprenditore 46 anni di Bergamo, nel 2021 aveva bisogno di rifare completamente l'arcata superiore a causa della piorrea in stadio terminale avanzata. Navigando online, Marco aveva trovato una clinica in Albania che prometteva i denti fissi completi in 24 ore a 4.000 euro. L'offerta sembrava incredibile, volo incluso, alloggio in hotel 4 stelle, denti fissi garantiti. Marco ha pensato di aver fatto l'affare del secolo. È partito per Tirana a marzo 2021 e in 3 giorni gli hanno estratto tutti i denti dell'arcata superiore, posizionato 6 impianti e consegnato una protesi fissa. Tutto sembrava perfetto, Marco è tornato a casa convinto di aver risparmiato migliaia di euro. Ma già dopo 2 mesi sono iniziati i primi problemi. La protesi si è scheggiata in più punti, alcuni impianti hanno iniziato a sviluppare recessione gengivale e ossea e a muoversi. Le gengive si sono infiammate cronicamente e sono iniziati i dolori. Marco ha contattato la clinica albanese e gli hanno detto di tornare per piccoli aggiustamenti a sue spese. A settembre 2021, 6 mesi dopo l'intervento, 2 impianti erano completamente mobili da rimuovere, la protesi era praticamente inutilizzabile non avendo più sostegno degli impianti. Insomma, il lavoro andava completamente rifatto. Marco è arrivato da noi a ottobre 2021 con questa radiografia che vi sto mostrando. Guardate, dei 6 impianti posizionati in Albania, 4 erano completamente da rimuovere, 2 erano ancora lì ma messi piuttosto male, si muovevano. Il problema non erano solo gli impianti, la protesi era stata realizzata con materiali in resine low cost, senza certificazioni, materiali morbidi e una struttura in metallo ricoperta quindi da resina acrilica macchiata e consumata.
Le gengive erano cronicamente infiammate per l'irritazione causata dai margini maladattati. Per risolvere la situazione di Marco abbiamo dovuto prima rimuovere tutti gli impianti e risanare completamente l'osso con infezioni. Questa fase è costata 2.000 euro e ha richiesto 2 interventi chirurgici. Punto secondo, abbiamo dovuto attendere 6 mesi per la guarigione completa prima di poter riposizionare i nuovi impianti. Durante questo periodo Marco ha dovuto utilizzare denti provvisori, stare molto attento all'alimentazione per non rallentare il processo di guarigione e inficiarlo. Punto terzo, abbiamo riposizionato gli impianti e successivamente, punto 4, abbiamo realizzato una nuova protesi completa in zirconio dopo il periodo di osteointegrazione. Costo totale per rifare tutto 14.000 euro, più 4.000 euro buttati in Albania, più 2.000 euro aggiuntivi per la rimozione degli impianti e la cura delle ferite che avevano causato. Totale quasi 20.000 euro. Se Marco fosse venuto direttamente da noi avrebbe speso la metà. Scegliendo il risparmio, in realtà ha speso 20.000 euro e ha perso 2 anni della sua vita con dolori e infezioni. Ovviamente, quando Marco all'inizio non era in grado di comprendere la differenza di materiali tra un prodotto da 4.000 euro e uno da 10.000, era impossibilitato a fare la scelta corretta. Ma se avesse probabilmente visto questo video, avrebbe risparmiato non solo denaro ma anche tempo. Passiamo adesso al caso di Elena. Elena è un'insegnante di 52 anni di Palermo. Nel 2020 aveva perso tutti i denti dell'arcata inferiore e cercava una soluzione fissa. Il preventivo ricevuto dal suo dentista di fiducia in Italia era di 35.000 euro, una cifra troppo alta per Elena che aveva riposto quel preventivo nel cassetto di casa sperando un giorno di riuscire a occuparsene. Nel frattempo ha iniziato a cercare alternative su Google più economiche, pensando anche di tamponare per la situazione in attesa del lavoro definitivo. Ha trovato una clinica di Napoli che offriva All on 4, tutto su 4 impianti a 8.000 euro con impianti di qualità. Ha pensato di aver trovato la soluzione perfetta, metà prezzo, stessa qualità promessa. La realtà è stata diversa. Gli impianti erano in realtà impianti low cost di scarsa qualità, la protesi era in resina acrilica, non in ceramica, non in zirconio, ma Elena era inizialmente soddisfatta, aveva denti fissi e aveva risparmiato 10.000 euro. Dopo un anno sono iniziati i problemi, la protesi si è fratturata durante un pasto, uno degli impianti ha iniziato a causare dolore, le gengive hanno iniziato a sanguinare e gli impianti a spostarsi. Elena è tornata nella clinica di Napoli dove per 2.000 euro gli hanno apportato alcune modifiche, hanno aggiustato i pezzi. Dopo altri 6 mesi però la situazione è nuovamente peggiorata. Elena non riusciva più a masticare normalmente, aveva dolore, tant'è che ha trovato i nostri video cercando aiuto per rimuovere gli impianti e tornare alla situazione precedente che era meglio rispetto al dolore provocato dagli impianti attuali. Quando Elena si è rivolta a noi era il 2022, 2 anni dopo l'intervento iniziale. Aveva già speso 10.000 euro per il lavoro originale più 2.000 euro di riparazioni, totale 12.000 euro per un lavoro completamente fallito. La situazione di Elena era complessa, gli impianti avevano causato infezioni croniche che avevano compromesso l'osso circostante. Non potevamo semplicemente rimuoverli e riposizionare nuovi impianti, dovevamo prima bonificare completamente l'area infetta. Primo step, rimozione di tutti e 4 gli impianti, curettage dell'osso. Abbiamo dovuto rimuovere anche parte dell'osso necrotico causato dalle infezioni croniche, costo 3.000 euro. Secondo step, innesto osseo per ripristinare il volume perduto. A causa del danno causato dalle infezioni abbiamo dovuto utilizzare osso autologo prelevato dal mente branca montante più osso bovino deproteinizzato e membrane riassorbibili. Costo 4.000 euro. Terzo step, attesa di 8 mesi per la maturazione dell'innesto, durante i quali Elena ha dovuto utilizzare una protesi mobile scomoda e antiestetica. Quarto step, posizionamento di 6 impianti in maniera corretta. Costo 6.000 euro. Quinto step, dopo 6 mesi di osteointegrazione, realizzato le protesi definitive in zirconio. Costo 5.000 euro. Costo totale della riabilitazione 18.000 euro più 12.000 euro già spesi inutilmente. Totale 30.000 euro. Se Elena fosse venuta direttamente da noi avrebbe speso
dai 10 ai 14 mila euro per questi 6 impianti con i denti in zirconio. Scegliendo il risparmio, ha speso 30.000 euro e ha perso 3 anni della sua vita. Ma anche in questo caso il danno va oltre l'aspetto economico. La perdita ossea causata dalle infezioni ha reso necessario un innesto che inizialmente non sarebbe servito. Elena ora ha finalmente una bocca perfetta, ma ha dovuto subire il doppio degli interventi e dei disagi. Ora analizziamo i numeri di questi due casi per capire il meccanismo del falso risparmio. Marco, spesa iniziale 4.000 euro, spesa totale finale 20.000 euro. Sovraccosto del falso risparmio 8.000 euro rispetto al prezzo giusto. Elena, spesa iniziale 8.000 euro, spesa totale finale 30.000 euro. Il sovraccosto del falso risparmio 16.000 euro rispetto al prezzo giusto. In media, chi sceglie il risparmio estremo finisce per spendere il doppio di chi sceglie subito la qualità. Ma il danno non è solo economico, parliamo di anni di sofferenza, complicazioni mediche, perdita di qualità della vita. Il meccanismo è sempre lo stesso: materiali scadenti, tecniche approssimative, materiali provvisori, controlli inesistenti che portano poi inevitabilmente al fallimento dei lavori in bocca. Il paziente si ritrova con problemi più gravi di quelli di partenza e costi di riparazione e rifacimento superiori al prezzo di un lavoro fatto bene dall'inizio. I due casi che ti ho mostrato non sono eccezioni, ma sono la regola di quello che vedo qua all'estero. Per abbassare i costi si deve necessariamente risparmiare sui materiali, sui processi e capitale umano. In queste cliniche non c'è la cura al dettaglio, non ci sono le persone dedicate solo alla creazione dei dettagli piccoli, particolari che rendono poi i denti realistici. Ma la cosa peggiore è che una volta consegnato il lavoro il paziente è abbandonato. Non ci sono controlli programmati, assistenza post-operatoria, sistemi di garanzia reali. E in questi casi è andata anche bene, perché spesso quando il cliente si rivolge nuovamente alle cliniche, spesso le trova chiuse e sono tutti spariti, e truffe simili purtroppo sono successe anche nel tuo paese, non solo all'estero. Quando poi i pazienti come questi si rivolgono a noi, la situazione è da risolvere è più grave di quella di partenza. Togliere impianti sbagliati, posizionati male, è più complesso che inserirne di nuovi in maniera corretta nell'osso, che ti dà più possibilità. Oltre a questo c'è da considerare che spesso lavori fatti in questo modo generano infezioni, dolori. Le infezioni causate da materiali scadenti richiedono terapie antibiotiche, possono essere anche prolungate, curettage dell'osso, rimozione di tessuto necrotico. Inoltre, se non si è dedicato giusto tempo alla riabilitazione della bocca, prima di inserire gli impianti o i denti definitivi, vi è la possibilità che l'infezione che sta erodendo l'osso non sia stata correttamente estinta, fermata. E che fine potranno mai fare gli impianti avvitati su un osso che si sta sgretolando giorno dopo giorno? Rifare un lavoro fatto male richiede il doppio del tempo rispetto a farlo bene la prima volta. Più visite, più interventi, più giorni di malattia, più disagi. Durante i lunghi periodi di guarigione necessari per riparare i danni, il paziente deve utilizzare protesi mobili o denti provvisori. Sommando tutti questi disagi, riparare un lavoro low cost fallito costa mediamente il triplo del prezzo di un lavoro fatto bene fin dall'inizio. La lezione che emerge da questi casi è chiara. In odontoiatria protesica, come in molti altri settori, la qualità è sempre l'investimento più conveniente a lungo termine, perché risparmiare sul portafoglio significa spendere in salute. Molto meglio prevenire invece che riparare. Quando scegli un lavoro di qualità, paghi di più nell'immediato, ma ottieni materiali certificati che durano decenni senza problemi, tecniche e protocolli consolidati internazionali che minimizzano il rischio di complicazioni. Niente stile libero, controlli di qualità rigorosi che garantiscono risultati predicibili. Ogni fase viene verificata con radiografie, test di stabilità, di masticazione, test estetici, fonetici, nulla viene lasciato al caso. E poi ci sono i controlli programmati che prevengono problemi prima che diventino gravi, garanzie reali supportate da sistemi di assistenza concreti. Se qualcosa va storto, interveniamo immediatamente. Il risultato è un investimento che si ammortizza nel tempo
e ti garantisce tranquillità per il resto della vita. Dopo aver analizzato migliaia di pazienti in questa situazione, posso fornirti alcuni punti su cui fare estrema attenzione. Primo, trasparenza sui materiali. Devi sapere esattamente che impianti vengono posizionati, che categoria di impianti, quali tipi di materiali vengono usati poi per i denti definitivi e capire quali sono più adatti nel tuo caso specifico. Non sempre lo zirconio va bene su tutte le bocche, non sempre il composito va bene in tutte le situazioni. Conoscere alcuni dettagli in più sul tipo di lavoro, come viene progettato e cosa si può fare di alternativo. Tutto deve essere inserito nel preventivo dall'inizio. Conoscere le certificazioni e la tracciabilità poi dei lavori. Secondo, tempi biologici rispettati. Diffida da chi promette denti definitivi in tempi troppo brevi, in ore. Ci hai messo decenni per arrivare alla situazione che devi risolvere. Come puoi pensare che bastino 24 ore per arrivare a una soluzione definitiva e stabile per altri 20 anni? L'ostia integrazione richiede mesi e non giorni. Terzo, progettazione accurata. Il tuo caso deve essere studiato con la TAC 3D, le impronte 3D dei denti, le foto del viso e simulata al computer. Non si può improvvisare. Tutto quello che viene promesso in poche ore o pochi giorni, posso assicurarti che non è un qualcosa di personalizzato. Quarto, garanzie concrete. Non basta la promessa verbale, servono garanzie scritte supportate da sistemi di assistenza reale. Quinto, follow-up strutturato. Deve esserci un programma di controlli programmati nel tempo, non solo l'assistenza se succede qualcosa. Sesto, referenze verificabili. Devi poter parlare con pazienti che hanno fatto lo stesso trattamento anni prima, vedere i risultati anche a distanza di tempo. Se una clinica soddisfa tutti questi criteri, il prezzo che vi chiede è probabilmente giusto, anche se sembra alto rispetto a altre offerte low cost. Un aspetto spesso sottovalutato nel calcolo del risparmio è il valore del tempo. I 2 pazienti che ti ho mostrato hanno perso anni della loro vita per riparare i danni causati da lavori economici. Marco ha passato 2 anni con problemi continui, dolori, infezioni e l'imbarazzo di una protesi mobile. Elena, 3 anni di disagi. Questo tempo perduto ha un valore economico concreto: giorni di malattia, visite specialistiche, farmaci, disagi familiari e lavorativi. Ma soprattutto ha un costo umano, anni sottratti alla propria vita. Il mio consiglio è semplice. Quando devi scegliere un trattamento dentale importante come la ricostruzione completa della bocca, ragiona come un investitore intelligente. Non guardare solo il prezzo nel preventivo iniziale, ma il costo totale nel tempo. Calcola non solo i soldi del preventivo, ma anche il tempo e i disagi, lo stress, la qualità della vita, e vedrai che l'investimento in qualità è sempre la scelta più conveniente. Non lasciarti tentare da offerte troppo belle per essere vere. Dietro i prezzi impossibili ci sono sempre promesse impossibili. Materiali scadenti, tecniche approssimative fuori dai protocolli, risultati destinati al fallimento. Investi saggiamente nella tua salute, scegli la qualità, scegli la tranquillità, scegli un futuro senza problemi. Il tuo portafoglio e la tua vita ti ringrazieranno. Se vuoi investire una sola volta nella qualità e risparmiare davvero nel lungo termine, mettiti in contatto con la mia equipe per un secondo parere gratuito sulla tua situazione. Cerca il gruppo Facebook Riabilitazioni Estreme con Sistema Bocca Bionica, parla con chi ha in bocca i nostri lavori da anni, fai domande, chiedi come si sono trovati. All'interno di questo gruppo vedrai anche che ci sono persone che non hanno scelto noi perché non vogliamo nascondere nulla, sappiamo che non possiamo piacere e incontrare le necessità di ogni persona, ma se i pazienti soddisfatti sono migliaia, con più di 10.000 recensioni a 5 stelle, questo significa che quando qualcuno sceglie noi non sbaglia.
Un saluto da Dr. Palmas.